Bentornati in studio. Gianluca Filippi, anche tu consigliere del comitato della Federazione Pugilistica Italiana. Abbiamo parlato di società, abbiamo parlato di quello che è il movimento, ma come si pone la box, le scuole, i ragazzini? Un messaggio che vogliamo dare, credo che tu è quello che stai seguendo in questo momento per il comitato. Allora, come Comitato Regionale Veneto abbiamo colto uno degli input che quest'anno ha dato la Federazione Pugilistica Italiana, quella di cercare di divulgare il più possibile nei confronti dei giovani quello che è il pugilato, sia dal punto di vista dei fondamenti importanti, per cui correttezza, lealtà, la preparazione atletica che ci vuole, e così abbiamo avviato questo progetto scuola, nato all'interno del comitato come iter di programma, condotto dall'altro consigliere regionale vicepresidente che è Luigino Cazzagon, che si avvale dell'aiuto del campione olimpico 1960 Francesco De Piccoli. Che abbiamo avuto l'anno scorso in trasmissione, sì, mi ricordo. Fissando proprio delle lezioni presso certi istituti che si sono dichiarati disponibili e interessati alla questione, spiegano, fanno lezioni teoriche, poi anche una fase pratica con certi insegnanti, istruttori di accademie pugilistiche della zona, per portare i ragazzini che vanno dai 14 anni ai 18-20, portare alla conoscenza del pugilato, perché il pugilato si vede a livello televisivo, soprattutto a livello professionistico, però in realtà il pugilato che noi divulghiamo e che trattiamo è quello dilettantistico, che ha un aspetto diverso, diciamo molto molto genuino, dove l'insegnamento nasce innanzitutto sulla correttezza, lealtà, sul modo di comportarsi, sul fatto di essere precisi, puntuali, di applicarsi negli allenamenti, per poi arrivare a essere un agonista. Qui infatti con noi ci sono diversi ragazzini. Tra l'altro i valori che tu stai elencando in questo momento sono valori che sono proprio anche del rugby, certamente, giusto? Sì, sono alla base del vero e proprio sport. Allora, stiamo parlando di questi valori, vi interrompo, abbiamo in linea Roberto Camarelle, un applauso a Roberto, grazie. Ciao Roberto, olimpionico, molti titoli, promotore di questa lega pugilistica che tra l'altro sia maschile che femminile. Qui in studio abbiamo un ricco pubblico, abbiamo il presidente Veneto, non so se vuole farti una domanda visto che ce l'abbiamo qui presente. Spero che non sia arrabbiato con me, insomma. Roberto, cosa dici? Io lascerei perdere, spero che faccia meglio la prossima. E qui anche io che vuole intendere, capire. Grazie Roberto. Ascolta, è partito questo tuo progetto, penso sicuramente lo stai seguendo, come ti sembra, come sta andando e cosa ci dici del Veneto? Allora, la Talent League è partita molto bene, c'è grande entusiasmo sia nei confronti di tutte le squadre ma soprattutto all'interno dei partecipanti, c'è molto affiatamento e molta, diciamo, seguito. Detto questo, i Leoni di San Marco, che sono la squadra 3 Veneto, Friuli Venezia Giulia e anche Trentino, scusate, non stanno proprio affrontando un bel momento, sono ultimi in classifica, hanno perso diversi incontri, ma sono fiducioso che si impegnano, possano dire la loro in questo girone. A parte i risultati, comunque il movimento sta crescendo. No, il movimento sta crescendo e devo dire che in tutte le riunioni c'è stato un gran bello spettacolo, perché gli incontri sono stati tutti equilibrati, al di là del verdetto di vittoria o di sconfitta. Anche i Leoni hanno ogni volta salito sul ring, onorato l'impegno e fatto una grande prestazione. Poi nello sport, io meglio di me, chi lo sa, si può vincere, si può perdere, anche ingiustamente, però l'importante è fare piccola spettacolo. sottolineatura questa.
L'ultimo Olimpiadi. Sì, l'abbiamo capito, infatti questa si può perdere ingiustamente, l'abbiamo capito tutti quanti, abbiamo sorriso qui in studio, tu non ci puoi vedere, giustamente. Sì, Roberto, volevo farti una domanda, c'è qui con noi il maestro Freo che sorrideva quando dicevi che i leoni di San Marco non... sono gli ultimi. Maestro vuole spiegare a Roberto perché... Vuoi farle una domanda, Gino, visto che ce l'hai qui? Ma Roberto è un grande e quindi ha fatto bene a dire queste cose, e comunque vedrai che non è ancora finita, Roberto, abbiamo altri due... No, ma io infatti vi sto dando fiducia, secondo me potete recuperare e puntare ormai al secondo posto. Stai attento con la tua Lombardia lì, i Cobra, stai attento, ti facciamo un scherzetto gli ultimi due... Sono imparziale, non è la mia Lombardia, io provengo dalla Lombardia, ma per me siete tutte squadre apprezzabilissime, anche Gino Freo è un grande maestro e saprà dare qualche cosa in più, secondo me. Ok Roberto, noi ti salutiamo perché noi abbiamo dei tempi strettissimi, se passerai per Padova anche in occasione di qualche tappa, anche la prossima magari ce lo fai sapere, l'11 magari se riesci a passare c'è l'invito da parte di tutti, qua me lo stanno suggerendo tutti, se vieni a Padova, sono ben contenti. Ti saluto, ti ringraziamo e speriamo presto. Ciao Roberto. Ecco, maestro Freo, abbiamo qui due sport, rugby e pugilato, sono due sport che hanno moltissime similitudini. Mi rilascio prima il discorso di Paolo Bonifacio che diceva che ci invidia il terzo tempo, non siete solo voi a invidiarcelo, c'è anche tutto il resto dello sport, qualcuno ha provato a copiarlo ma ovviamente non ci riescono. Anche gli allenamenti, i nostri in fin dei conti sono dei combattimenti come i vostri, voi combattete in maniera singola, noi in squadra. Lei trova qualche similitudine oltre a questo? Lei che è un tecnico. Sicuramente sì, ma noi il terzo tempo lo abbiamo quando due pugili che fanno un incontro di estrema diciamo aggressività e che dopo infine magari fanno fatica a stare in piedi e si abbracciano e vanno a mangiare insieme, e quel nostro tempo è quello lì. E quindi noi con gli amici del rugby insegniamo a molti altri sport. Abbiamo molte similitudini. Questa è una cosa che sottolineerei particolarmente perché date dei messaggi molto importanti, che sono due sport anche con comunque di contrasto. Anche con l'arbitro, ma soprattutto noi proprio come spirito, due se le danno di santa ragione e dopo diventano amici, più terzo tempo di questo, io credo che sono pochi. Ecco, comunque volevo dire così per rispondere anche un po' al nostro simpatico Roberto, che di Roberti ne nasce uno ogni tanto, ecco, se ci venisse in palestra avremmo molto piacere. Il nostro sport è in crescita, come dicevano i miei predecessori, è in grossa crescita, abbiamo un nutrito schiera di giovani, qua li possiamo vedere, ma anche che hanno voglia di sacrificare, di andare in palestra e di portare avanti questa disciplina che, non possiamo dimenticare, dura da millenni. E quando una cosa dura da millenni ha della sostanza, diciamo. C'è un bel substrato. Purtroppo i media non ci danno tanto, come del resto anche un po' il rugby, ma però stiamo cercando anche con queste trasmissioni di far conoscere con questa iniziativa, che è una cosa che noi chi ha una certa età ne parlavamo ancora da 20 anni fa, cioè creare un campionato a squadre in uno sport come il nostro individuale e di grande appunto individualismo, creare la squadra, creare appunto a livello regionale sarebbe più bello, perché esisteva ancora tanti anni fa quando la box andava per la maggiore, esisteva questa cosa, dopo si è un po' lasciato, adesso con l'intervento della federazione, dei nostri dirigenti, del comitato che si sta dando veramente da fare e sta promuovendo questa cosa, speriamo che anche fra noi tecnici riusciamo a capire l'importanza, è molto importante, perché credo che anche i nostri pugili si sentano più partecipi di far parte di una squadra.
e quindi vedo molto positivo Sarete questa anche cosa. di esempio per i pugili stessi, se già voi come tecnici fate squadra, anche per Sì, loro siete esatto, un esempio esatto. molto importante. Perché appunto non dimentichiamo che il nostro è uno sport proprio singolo, uno contro uno. Ecco, riuscire a fare questa cosa qui penso che per il nostro sport sia una cosa positiva. Un bel salto di qualità. Un bel passo in avanti, sì, sì. Io vorrei presentare un attimino, prima di passare a parlare anche poi di rugby, le varie società che abbiamo qui presenti. Quindi partirei con Massimiliano Sarti, visto che poi ci dovrei anche lasciare. Padova Ring, se ti prendi il microfono, Massimiliano, così mi dici velocemente, tu so che hai 4-5 atleti che partiranno per questi campionati gli azzurrini a Mondovì. Li presenti tu. Dopo si presenteranno, comunque abbiamo Marco Mozzarella, Anatoli Ceremus, Distraete subito il vostro tecnico, devi essere più di esempio, Massimiliano. Musella Antonio e Pavanti Jay. Sono 4 giovani che hanno tutti 16 anni, fanno parte, stati selezionati dalla Federazione Pugilistica Italiana perché hanno un buon record, quindi andranno a fare questo torneo molto importante e speriamo di portare a casa un posto Facciamo molto un giro importante. veloce così si presentano Ecco. tutti quanti loro, se volevi finire. Dario Rodriguez, Ok, passa pure così vi facciamo un attimino. Kaluf Mushin, Magari ecco, bravissimo. Categoria e peso. Marco Mazzarella, Categoria e peso. Anatoli Ceremus, categoria 64. Bravissimo. Antonio Musella, 60 kg junior. Conosciamo anche poi anche le ragazze. Picciotto Matilde, 54 kg, junior. Alessia Canonica, elite 60 kg. Passiamo davanti. Enrico Natali, tecnico Padova Ring. Silvia Bortot, 69 kg, elite. Silvia, mi dai 2 parole su questo campionato anche al femminile, visto che tu in parte ne hai fatto anche parte, ricordiamo che sei anche la vicecampionessa 2012 della categoria 69, giusto? Sì, sì, sempre 69 kg. Il campionato... Si è già concluso, Sì, infatti. si è già concluso, le finali il 5 e il 6 aprile, le Valchirie, la mia squadra, è arrivata seconda e l'hanno vinto le Amazzoni, che rappresentano l'Emilia Romagna, Toscana e Liguria. C'era la stessa suddivisione del maschile oppure indicativamente oppure era un po' diversa? Credo sia un po' diversa con il maschile. Noi avevamo 6 squadre divise in 2 gironi, A e B, il girone A del nord Italia, il B il centro e sud Italia. Abbiamo fatto 3 giornate di andata e ritorno e poi le semifinali e finali. Tra l'altro vorrei ricordare anche 2 tue compagne di squadra che non sono qui presenti, anche perché una delle ragazze è anche in nazionale di rugby femminile. Se le vuoi ricordare le salutiamo, che non sono potute essere qui perché si stanno allenando, infatti. Tu parli di Flavia Severin, che però non era dentro alla nostra squadra perché la sua categoria più 81 se non sbaglio non era ammessa dentro al torneo come categoria di peso. E lei comunque è nazionale italiana ed è di pugilato e anche dentro quella di rugby, è una grande atleta. Poi c'è Romina Marenda nella categoria di 60 kg. Che è di Vicenza, che si allena però sempre con voi della Padova Ring. E viene ad allenarsi ogni tanto quindi perché lei è sotto l'esercito e si si allena quindi... come società che però si allena con voi. Esatto. E poi anche Alessia Canonica è in squadra con noi. Alessia, vuoi dirci 2 parole proprio al volo? Passo a presentare le altre società? No, allora andiamo a presentare le altre società. New Box 2010. Sì, del tecnico Leonardo Bizzo, esatto. Noi siamo ubicati a Lietoli di Capoluogo Maggiore, quindi non tanto lontano da Padova Ring e Piove di Sacco, così si capisce che proprio il movimento del pugilato sta crescendo perché tutte e 3 le palestre vivono... Anche tu hai delle ragazze, io mi ricordo di aver visto, ci sono ragazze anche da che ha concluso con la medaglia d'argento al torneo nazionale giù a Napoli proprio domenica scorsa, e la Milesi Irene. E hai anche qualche campione qui presente? Nonostante tutto, dalla società come si evince dal nome 2010 È abbiamo giovane. avuto la fortuna proprio di avere dei ragazzini molto, molto forti. Ecco. Forse bravi anche i tecnici, possiamo dire, oltre ai ragazzini, perché insomma... Come si dice, se non c'è la farina buona, il pane non viene fuori buono. Però ci vuole anche un buon taccione, hanno tutte e 2 le componenti, È vero, sicuramente. dai, è una componente che va. E niente, qui di fianco a me ho il dirigente Samuele, che adesso ve lo presento, e
campione italiano della categoria School Boys 2013, che è stato Sono convocato... tutti ragazzi tra i 13 e i 15 anni, quindi molto giovani. No, dei ragazzi anche anziani, perché comunque... No, loro sono ragazzi hanno 13, sono dai 15 13 ai 15 anni, ho proprio voluto far partecipare a questa trasmissione per dare visibilità che molti giovani si avvicinano al pugilato e sono quelli che ci stanno dando tantissima soddisfazione a livello nazionale. Ecco. Volevo ringraziare un attimino, se un appunto, visto che si parlava di visibilità, il nostro sponsor che è AB Group, un'azienda di Curtarolo che ci sta aiutando appunto. Che quindi vi aiuta a crescere come ci sta aiutando a crescere sul mondo del pugilato. Andiamo a conoscere nome e cognome, categoria peso. Girgenti Samuele, categoria junior, Un peso applauso anche 50. Peso 50 kg. Dietro. Roberto Maria Mion, junior 60 kg. Giuseppe Girgenti, 41,5, schoolboy. Andiamo a presentare le altre due, abbiamo altre due società in studio. Buonasera, Gesù Solano, insegnante della Cuba Box Vicenza. Cuba Box, Sì. giusto, di Vicenza. Tu sei un tecnico, Sono poi un abbiamo tecnico. anche la presidente, qui C'è la presidente presidente. donna. Buonasera, Michelin Paola. Come mai ti sei avvicinata a questo mondo? Beh, diciamo la passione di... Ti ha trascinato? Mi ha trascinato e quindi mi sono... Com'è dirigere una squadra come presidente? Beh, come lo posso stai dire, affrontando per questo quanto mi ruolo? riguarda sono fortunata perché ho dei ragazzi comunque molto in gamba e comunque si allenano, si impegnano e diciamo che non è male, insomma, dirigere piace? una squadra di box. Andiamo sì. a conoscere un altro atleta invece Sì, vostro. Poi abbiamo l'atleta. Massignan Marco, categoría 64 kg, elite. Grazie. Dimmi pure. Volevo aclarar que tenemos a Marco Massignan, que sono due pugili rappresentanti del Veneto che fanno il torneo nazionale universitario della U-Box 2010 y de Cuba Box Vicenza. Credo che se lo hanno guadagnato e aspettiamo portare un risultato a casa. Bene, direi che è rappresentata molto bene anche qui il Veneto dalle squadre perché abbiamo un tecnico e un altro atleta. Se vi presentate nome e cognome, voi fate parte della Union Box Mestre. Sì, io sono Michele Fornelli, 69 kg, elite. Grazie. Sì, Paggiarin Luca, tecnico, Union Box Mestre, attualmente anche atleta in corso d'opera. Ok, linea alla regia per la pubblicità.